c'è una preghiera che immancabilmente viene esaudita. Ed è la preghiera con cui chiediamo il dono dello Spirito Santo. Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Parte dal versetto finale del Vangelo della domenica il vescovo di Chiavari per sottolineare la bontà di Dio verso gli uomini e misura senza misura del suo amore. Dopo aver commentato il testo del Padre Nostro dell'Evangelista Luca, Monsignor De Vasini durante la celebrazione eucaristica presieduta nella chiesa di San Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure per la festa della Madonna della Lettera ha evidenziato proprio come attraverso il dono dello Spirito Santo invocato si possa identificare l'esempio dell'amore evangelico. Lo Spirito Santo è il principio del nostro essere credenti. Chi è il credente? Non è colui che obbedisce a Dio osservando le sue leggi, ma è colui che assomiglia al Padre che è nei cieli praticando un amore simile al suo. E che tipo di amore è quello di Dio? È un amore che ci precede, è un amore universale da cui nessuno è escluso, è un amore immeritato, nessuno lo merita, è un amore gratuito. Una comunità in festa, quella di San Giacomo di Corte, molto devota alla Madonna della Lettera, che al termine della celebrazione eucaristica trasmessa in diretta da Teleradio Pace si è ritrovata sul sagrato della chiesa per un momento di fraternità. Noi siamo molto affezionati alla nostra parrocchia perché siamo cresciute noi tutte insieme qui da piccole e abbiamo cominciato a leggere in chiesa. Crescendo abbiamo cercato di fare altre cose anche, quindi non so, il catechismo, adesso ci occupiamo anche della pulizia della parrocchia proprio in vista della festa e poi ci attiviamo molto in questo periodo perché la festa della nostra Madonna della Lettera venga bene, insomma. È un impegno proprio da piccolini, credo che un affezionato. Noi siamo proprio affezionate perché siamo cresciute qui in parrocchia, quindi la sentiamo un po' la nostra casa e quindi vogliamo che tutto funzioni bene. È un po' un modo, avete ricevuto, adesso state aiutando. No, io ci tengo a dire che per esempio mia nonna, ho ereditato proprio da lei questo affetto per la Madonna della Lettera, perché mia nonna ai tempi si occupava molto anche, non so, delle tovaglie, di cucire, e allora io quando vedo la Madonna della Lettera che viene esposta con quella specie di bavaglio dove sono attaccati tutti gli ex voto, gli ori degli avi, insomma penso a lei e dico è una bella eredità che mi ha lasciato. E quindi quest'anno ci ho tenuto che mia figlia portasse la nipotina all'offerta dei fiori e così. Io poi vabbè faccio quello che posso, però mi fa molto piacere essere presente. Anche stasera alla processione, alla novena, ce ne sono tante dietro, anche coppie che durante... Per quanto riguarda la festa si attiva un gruppo maggiore di persone perché c'è da allestire anche la chiesa con i velluti, montare la cassa della Madonna e quindi e poi ci sono tutti i portatori della cassa che si farà stasera la processione, che ce ne sono tantissimi e tantissimi giovani, questo è bellissimo per noi, bellissimo. E serve anche un po' di forza, ma è bello dai giovani. Dai giovani, tantissimo, bello. Come avete vissuto questa preparazione anche sui canti? Sui canti, insomma, abbiamo un po' risicato sulle prove perché come oggigiorno gli impegni, insomma, sono abbastanza... però da tanti anni, ormai da più di 40, ce la mettiamo tutta. È una tradizione. Allora. È una tradizione, è diventata... cerchiamo di mantenere la tradizione nel possibile. Ecco. Tu organista da sempre? Quasi da sempre, diciamo, mi arrangio. È un titolo che mi è un po', diciamo, non è tanto meritato, però mi arrangio con l'organo, diciamo. Invece abbiamo una signora che insomma si occupa di diverse cose in parrocchia. Beh sì, sono un po' da memoria storica della parrocchia da quando avevo 15 anni, per cui ministro dell'Eucaristia, cantoria, mi occupo un po' meno delle cose importanti riguardo anche la cura della parrocchia che invece tante altre donne come me fanno la cura della chiesa, degli addobbi, delle pulizie, il catechismo, però tutti ci diamo una mano e tutti abbiamo fatto in modo, soprattutto prima dell'inizio della novena, che fosse tutto pronto. Ecco, questo è un appuntamento della Madonna della Lettera sentito.
Assolutamente sì, noi ma anche le persone che vengono qua, villeggianti, sono sensibili e infatti è sempre una festività molto partecipata e molto sentita. Sì. Un componente del Consiglio degli Affari Economici della parrocchia, cosa vuol dire oggi, ecco, occuparsi dei conti? Vuol dire tante cose. Per fortuna abbiamo i parroci che, Don Luca adesso e i parroci precedenti, che ci hanno sempre dato una mano importante. La parrocchia di San Giacomo, per sua posizione, configurazione, ha anche la fortuna di avere nell'ambito di tutto l'anno parecchi matrimoni che vengono anche da fuori. Noi abbiamo coppie che vengono a sposarsi da tutto il mondo, abbiamo avuto coppie americane, coppie inglesi e questo è anche un aiuto per la parrocchia, intanto per farla conoscere, per far vedere questa chiesa che ha un pregio notevole nei suoi marmi, nei suoi affreschi e poi la sua posizione indubbiamente importante, nata già dai tempi di Durazzo, quindi avevamo la chiesa, la villa dei Durazzo di fianco, quindi era un tutt'uno molto importante nella storia cittadina, ma dico, penso anche della diocesi di Chiavari. Qual è il suo impegno in parrocchia? Il mio impegno in parrocchia, e ce ne sono tanti impegni, guardi, quello che c'è da fare pronto, la Mariuccia è pronta. Ecco, sì, veramente. È preziosa. Insomma, preziosa è una parola grossa. Partendo da San Siro, Santa Margherita, l'Oratorio della Morte, adesso un po' anche San Giacomo, e sono coinvolta un po' da tutte le parti. Finché posso lo faccio, poi non lo so. Ci sarà qualche giovane che bisognerebbe che si coinvolgesse. Tra l'altro stamattina la ringrazio anche Telepace perché ha consegnato certo, i biscotti di Messina e le offerte sono andate a Telepace. Telepace, guardi, ce n'è ancora uno in mano di offerta, dunque va bene così, no? Dai. Dia un po' un consiglio a Telepace. Io la guardo sempre Telepace, dal mattino alle 7:30 fino alle 9, poi se posso anche la messa, perché alle 9 c'è la messa, alla sera, a pomeriggio magari il telegiornale se sono libera, ecco, però Telepace la guardo e consiglio di guardarla. Chi non legge il giornale ha le notizie del vicinato. E cosa potremmo fare? Qualcosa ci dica un po' se le piace tutto, farebbe qualcosa di diverso? No, a me piace tutto, quello che posso, cioè quello che riesco a vedere, perché certo non posso tutto il giorno stare a guardare Telepace, intendiamoci. Comunque siete bravi, dai. Va bene, allora la salutiamo e la ringraziamo. Grazie. Salutate tutta Telepace. Grazie.